Maria Lai nasce in su 1919 in Ulassa. Studia in Casteddu in ue ha sa buona sorte di avere come professore a Salvatore Gambosu, che s'abizza diretto chi s'arte è bozza sua. E a postis in Roma in ue vaghe sul liceo artistico e in Venezia per studiare in s'Accademia di Belle Arti. In Roma conosce da si scrittore Giuseppe De Sì, che li va ad apprezzare sa tradizione de sa Sardegna. Da questo momento sa cultura popolare sarda distingue de s'arte de Maria Lai. Est in questi anni che comincia a fare cosa tra sas operas più famate, telas, libros cosidos, panese e telarzos. Semus in Ulassa, innanti dessa stazione dell'arte, in compagnia di Damiano Russi, artista che studiava all'Accademia delle Belle Arti in Sassari e oggi guida e su campo questa stazione dell'arte. E siamo in Ulassa per allegare di Maria Lai. Damiano, io Maria Lai. Maria Lai fu una, come ti potevo narrare, una pipì antica. Una pipì antica che voleva da giocare sempre. E questa cosa del suo gioco da sempre portata innanzi. Una io non sanno, devo di mia crescere e diventare manna per morire di mia che perdia sul diritto a su gioco. E questa cosa non allegavo con Cambosu. E Cambosu di andavo a si tenere questa cosa del suo gioco, ma essa deve cercare di comprendere i commenti lo porterà innanzi questo gioco. Essa ha fatto comprendere che può essere stati a sarte, no? Sa maniera più giusta può vai seguire il suo gioco. Su gioco è sarte del Pippiuso, commenta sarte deve essere il suo gioco del Mannus. Ma in questa società che si accattauso non è sempre facile questo discorso, quindi ha sempre cercato di non si va a comprendere questa cosa. E Savini cercando il suo gioco è diventata artista, ma anche essa non voleva diventare artista, no? E costumavo me dar via a non si narrare, lei non voleva essere artista, ma Savini è diventata artista. E quindi, insomma, è diventata una delle artiste più notevoli, più sconosciute di tutto il mondo dell'arte, e finisse più apprezzata di tutto il mondo dell'arte. Ascolta, nominavo a Salvatore Cambosu. E che importanza dà più per Maria Lai? È stata una figura importante in me. Non fetti posso essere maestro su in italiano, ma del suo punto, come ti spiego, dell'umanità che ha attento con essa. Per morire che si funti con nottus in Casteddu. Issa a pittichedda i vuti malai da meda e tanto sa famiglia e dia da onata come figlia anima a questo sussius che viviant in sa costa e Gairo. E tanto dia da sartao tutto si scolas elementari. Quando poi questo sussius si funti mortus e issa è tornata a vidda, Dante poi mandata diretto a scuola medias che na vairi in scuolas elementari, brinchendo in scuolas elementari. Tutti i maestri non dianta comprendere sa pipia, l'unico che da comprendere è proprio Cambosu. E sa cosa più importante che di nara da Cambosu è non bisogna da comprendere sa poesia, e sta a seguire sul ritmo. E quindi non è fatto un rapporto come narrare scolastico, ma è un rapporto di vita, da aiutata in tutte le cose, essa, proprio in suo senso di umanità. E a proposito di umanità, tu hai più la buona sorte di lavorare in Maria Lai. E ti hai imparato da essa?
medas cosas apo imparau. Però sa prima cosa chi apo imparau est a tenere a un'ala, a una banda, su spettacolo. Cioè su discorso de pensare a s'arte come una cosa de spettacolo. Issa non voliat mai su spettacolo, non di interessata a issa, voliat su silenzio. E de camboso ad imparau cussu, a circare su silenzio. E fine sa lentesa, commente una qualitade de sa vita. Essere capassus de intendere is cosas, prus che tutto, e de sascire contai. Poi naraus nos at fattu cumprendere s'importanzia de sas tradiziones nostras, de s'origini, de is arraigines nostras. Ma non commente cosas firmas, sa tradizione non commente una cosa firma, commente una cosa in movimento. Essere capassus de scabulare e torrai a bogare a campo. Estete capassa de giocare con sa vicina sua e sa vicina su mundu. Ecco. Nosu seus fortunaus immoi a pensare de essere nascius in custu logu, ca seus prenus de tradiziones e de cosas fattas bene, bellas de su passau. Chi poteus ponnere in relazione con tutto su mundu. Ecco, da questo punto di vista, forse dai questo de torrare a boare ampus tradiziones dà un importo issa formazione naramur de Maria Lai Giuseppe de Sì. È giusto? Sì, naraus ca issu puru at aggiudau in questo discorso. Si funt agattaus, si funt connottus sa primu in Casteddu e poi si funt agattaus biginos de ommu in Roma. Commenti si mori cambosu, de Sì intrat in sa vida de Maria Lai commente cussu pilastru de sa letteratura, de sa scrittura. Ma sempre commente cussa colonna chi ponet, diciamo, avvicinat s'artista sempre a su logu sua, a saida sua e s'isola sua. E ant sempre giogau in paris, ant sempre comente narri cercau de combinare paris is contus de su passau. Infatti medas operas, tipu su Dio distratto de Maria Lai est un'ereditade, naraus come si può narrare, una reinterpretazione, no? De su Sardus Pater de Giuseppe de Sì. Ma fines pode narrere su discorso de su monumentu de legarsi alla montagna. Chi liggeus su Disertori de Giuseppe de Sì, questo discorso del su monumento, insomma, ha fatto pensare in me da Maria Lai, che forse in una idea come essa nostra non serviva da un monumento, ma serviva una cosa non per mortus, ma per vius. In su libro de su Disertori, e tutto su libro si basa su fare o non fare un monumento. Quando si fa su monumento, poi alla fine su monumento non serve a nulla. In su 1981 in Ulassa faghe legarsi alla montagna, su traballo profamato, chi ligada e a uni di tutta sa comunità con un filo biaittu longo 27 chilometros. In sos annos 90, con altri interventos de arte pubblica, ad mutare Ulassa in un museo a s'abertu, meda sono sas operas chi s'agattano in intro e in foras di vita. Legarsi alla montagna, nomenau. È un'opera, insomma, incredibile per il suo tempo, no? Itte sentituate, itte a narrare quest'opera, o itte a erzionare e poi per la vita di Ulassa. Tanto, legarsi alla montagna è stato un fatto
può sostituire, no? L'idea che si tenia di fare un monumento, appunto. Su sindaco il Lama da Marialai, in su 79 hanno fatto della Biennale di Venezia, come ragazzi da partecipare a questa Biennale, e si divide, i sesti scultrici hanno serve un monumento, poi tempi da non tenere un monumento, per spicciocchi morti in guerra. E la prima cosa che nada, Deus cosa non da sfacco per morti, da sfacco per vius, anzi da sfacco con i vius. E per me non serve da nulla a pensare a questa storia, è giusto pensare a questa storia. Perché là sono dei pastori, sono dei contadini, di gente povera, ma chi tiene di storia sua. Una idea che è stata capace di vivere con sa povertà, no? Come ti si può narrare, con il sapolo che non abbassa da su scorrio, no? Però si è stata capace di si meravigliare adenante un ugello che indica da sapolo, può narrare. E tanto nara di essere bello pensare con sa gente. Non c'è da come si fa, ma poi si è tornata a legare con le persone. E lui ha avuto una storia particolare, che narrata da una pippia che si fu salvata, no? De su tempo malo, e fu prendendo un meta, si fu salvata con un nastro semplice. De una frana, de un monte che fu calato. E sanno, perché non piccavo questo nastro e cercavo di non si ponere di accordo e pensavo a come ti fai una cosa bella in vita nostra. Ricorda la storia del nastro lei? Come gliel'hanno raccontata? Me l'hanno raccontata che avevano visto una bambina e una donna e hanno visto un filo a scendere. E dove stavano? In una grotta, In una grotta? Sì. Da che parte di Ulassa? E quello non lo so dire. Non lo so dire. Ma pioveva? Cosa succedeva? E pioveva, nevicava e Sì. anche le cose, sai, però io vi lascio bene voi che già fatta Sì. già dai, da un'altra parte. E ha fatto un uragano e non ci vuole entrare una rutigella, passava un nastro e vestivano a regole su nastri anche quando sto ruta sa rutta. Ed è appunto in E ci via gente in saluta? Sì, in sa rutta ci via gente. Ma E appunto mortos? no, cosa viene a casa, non E riuscivo. quanto tempo fai? Sì, circa una trentina di anni, in realtà. Non fu facile in meta, ma a alla fine io andavo a segare 27 km di nastro, io andavo a capiare enna po enna, ommo po ommo, o ruga po ruga, tutto sai, e di ha fatto sa gente ulassa. Dunque, giusto di ponere in relata tutta la vita, no? Aumente la rezia sa vita. E la convinta diretta o per borsi tempo, sa che convinca sa gente a leare parte a quest'opera? Quando intendo a primo capita questa cosa, tanti tutto piccata in giro, no? Che non furono cose, che Sarte non fu Cussa, che Sarte fu di Michelangelo, che fu in Roma, che sa scultura, sa che contava, no? Non con nastro spainava, no? E tanto, insomma, sa gente, non solo ad attrevere a fare questo gioco, però è passato tempo, ti passato spero un anno e mezzo, 2 anni. Poi a un certo punto sta gente ha cominciato a pensare, no, vabbè, questo è un gioco, provavo, tu fai questo gioco e tanto si fu un tipo di accordo, però io ho questa cosa, chi deve fare questa cosa, deve fare fine a noi, non potete essere vetti Marialai a narrare i suoi vari, non si può unire di accordo.
Tanto essa fu contenta di questo fatto, perché essa volia da chissà gente si entregare a quest'opera. E antanau, dando i amici e lavorando in un modo, a capius per narrare che sono amici, che sono parenti, i parenti per vicini, per sfittiani, hanno fatto su pane in domo, che ha avuto tradizioni, possa essere festa, vai su pane bianco, su pane pintato, e hanno capiato, no, per narrare che volenti parenti. Però si fu rispettato pure tutta questa gente che vuole a Trusolo, che non sia elegante e tanto su nastro passava eretto. No? O tutte queste domigeddas sconcate, abbandonate, insomma, su nastro è passato eretto. Poteva narrare in un mericci che si vuole segare sul nastro e si vuole appiccare, anche appunto segare e appiccare 27 km di nastro. È la prima opera questa di arte relazionale a livello mondiale. E cambia la vita, cambia qualcosa in sa vita dopo legarsi alla montagna. Narausca delegarsi alla montagna è cambiato tutto sul rapporto tra Maria Lai e sa gente. Sa gente ha compreso che l'artista è una persona seria, una persona importante, una persona che volia davvero su bene per sa vita. E tanto si funti accostiato sempre più con Salvi e hanno fatto amicizia, e ho fatto amicizia con l'artista. E di legarsi alla montagna, Ulassa Bella Bello diventa un museo a cielo aperto, ma si ha sempre cercato di coinvolgere questa gente. Sul lavatoio ha cercato l'artista arsuso, come può essere Nivola, Strazza, Veronesi, ha fatto legare con sa gente, Deulassa, insomma, a Bella Bella è cambiato questo discorso, è cambiata se cambia la mentalità delle amministrazioni, no? Pensare al suo territorio, a cose belle, a foresta, a tradizioni, Bella Bella Ulassa è stimbucato sul discorso del suo turismo, ma sul turismo culturale. Narauso che legarsi alla montagna non è ancora accabato, siamo ancora no, sul legarsi alla montagna, fino a quanto possiamo legare le arti, del rispetto alla natura, del suo territorio, delle tradizioni nostre, ma in relazione al suo mondo siamo ancora, in modo è tutto in legarsi alla montagna. Questa cosa spero che non fina da mai. Non fino a mai, bella questa cosa. Dunque, essa ha fatto arte in vita, arte pro sa vita, ma arte vinasa in sa vita, no? Forse Maria Lai pure, credo io una di queste malustre impessinerande e pensava che l'arte non deve essere stanca in un museo, ma tutto deve gozare dell'arte, è giusto? Sì. E non solo gozare, ma vinasa, come tu stai narrando, a andare parte, no? A essere protagonista dell'arte e sia in sa vita. E questo forse si va bene a semizio, sto nominando tu, in un amico suo, e in Antina Nivola, no? E la pensavano a sa stessa maniera. A sa stessa maniera, già in Nivola, su 58, in Oranie, io ho fatto una cosa simile. No? Io pensavo a ponere tutto questo sfondo desarmenta, no? Poi vai sombra e la sai che spicciò che tornare a camminare scursus e già io era posto tutte le sculture, poi vai a legare questa gente, poi vai entrare in sarte o vai entrare in sarte in saida antica. No? Ma lei da sempre dentro questo, da piegato de Nivola, ma da piegato de Gamboso e che io le uso politicamente da piegato Vincenzo di Antonio Gramsci, che hanno Gramsci nara in suo cammino che sa gente deve comprendere sa cultura, non è sfetti in suo luogo importanti, non in istituzioni, deve essere in strada, no? Che sa vita deve passare. La dedicavo in un'opera Antonio Gramsci. La dedicavo in un'opera, questa a suo 70° anno della morte di Antonio Gramsci.
Maria Lai ha fatto l'Accademia di Belle Arti in Venezia in anno è più difficile per una pizzina, no? A affermare, a comunque a andare a dare innanzi di questo mondo e hanno tutto il desiderio di altre pizzine, di giocare, no? Invece Maria Lai voleva conoscere il mondo, voleva decidere a fuori. Questa pizzinetta, questa orsa, da dove la sapeva? Ma per me sicuramente questa vita sua è tutto, che è stata una vita di spostamento. Come appunto prima, essa ha espresso anni di vita, usati colauso in sa Costa Gairo, poi abbiamo venuto con Bidda, poi tanti spostati in Castello e quindi su questa cosa di conoscere poi è molto importante. Solo che non è che fu facile in meta, fino se voi famiglie spruse ricche, sai una femmina studiata, no? E poi studiata in arte, fu una cosa impossibile. Si traspicciò cardida, manco si risponde a certi problemi, può pensare a certe cose non c'è la cultura e tocca da conoscere no? Gli interessi propri. Insomma, quando manca dal suo studio e quando manca da certi, come si può dire, contesti familiari, si trova difficili. Spicciò Cardeolassa diventa di famiglia di pastori, non poteva pensare a altro. Issa voleva andare a Roma, ma non fu facile. E sta nella verità che da comprendere su babbo. Su babbo da comprendere e ha fatto comprendere, come te narrare. Io non da più mai conosciuto per ciò che studia arte. Però è giusto che lui andesi, no? E di racconti studia tutto, che questo non è sul mondo tu. E a sua famiglia, io sono andato, si andava a raccontare tutto, che non è sul mondo su. Però ti vai di suo babbo. Lascia da questa figlia andare a studiare in Roma. Issa voleva andare a studiare, per morire che quando tenia da 12-13 anni, sa sorreggenza prospettica si è morta, la pittica da me, da Cornelia. Poi non di sa voto dopo morta, sa pipì, a posto morta, ianta raccontava a Francisco Ciusa, su scultore nuoro, a sciri di via da sul ritratto, come te narrare marmorio, no? Su basso rilievo, no? Ma non tenia voto di sa pipia. E tanto ianta chiedo, ianta preguntava a Maria Cirissa podia da posare per su maestro de scultori, su scultori. Quando essa entra in questo laboratorio, a parte da spantare, spanta di tutte le cose che ci vunti e tutto quanto, e essa dinara a su maestro, dinara ma io pure voglio essere scultrice, e te posso fare. E essa dinara, tu sei femmina. A Catadini, che tutte le femmine di Sardegna, i 20 subani, i 20 già scultrici. Tu sei già su e vai. L'importante è che non ti indischesci. E issa ha pensato, io voglio seguire in questa cosa. Però è sta narra che su babbo è stata una figura importante che l'ha stata studiare, e tanto è andata a Roma, e da Roma è andata a Venezia e ha seguito tutta la vita sua. Questo dell'aspetto del suo lavoro femminile, però poi Maria Lai lo si da valorizzare, in sa stella, il suo telario, i suoi spanes, rappresentano proprio, no? Sul lavoro dessa semina di Sardegna, questa opera, giusto da mia? Giusto, è come te chi ha pensato a tutte queste spicciocche che non potevano pensare come te, che volevano come te narrare in sabresioni de su pani, de su delargiu, de cose che su pane, su delargiu, funti tutte cose belle, ma i potenti essere vincese presonesi. Poi sta femmina che non può scendere, no? Deve essere a fuori di questo delargiu, di questo pane, tanto è diventata una prigione. Issa ha pensato questo. Ha pensato di ponere in campo questo su dolo che possa diventare una cosa bella, possa diventare arte. Ecco.
possa andare proprio a te, no? Dessa materia, vedi. Poi spanis, per esempio, una dissa proprio su pani, esti sa prima forma, no? De trasformazioni, de sa varra che diventa un'opera d'arte. Su pane si pappata, no? Diventa da sambini, no? Prima su ferro, prima de su marmori, prima de ogni cosa, guarda una femmina, no? Che in domo vai a messe pani, pos figlius e posa famiglia. Tanto, quando fu pitichedda issa, totus feminas de totus biddas sciant fare su pani, totus feminas teniant sa manualitadi, cosa che si perdendo moi. E questo chi si pensata? Pensata a sa femmina sciat fare cosas, non manco in pruse sommene, ma a su stesso livello. Poi va sul tempo delle geografie e dei libri cuciti. E te rappresentano queste altre opere di Maria Lai? Sa proprio cosa, in su senso che de su telargiu istelas, no? Si fainti, come te narrare, paesaggio, no? E come te che questo discorso di andare sempre proprio a dei dappa da spinta andare a cercare l'universo, però de un lato is iscrittas che ci funti entro desi geografias non si lasciano pensare a un mondo passato, no? Che è uso schesso e che non ci avevo spruso a tornare a comprendere, no? Che come te chiesi una cosa dessa comunità. Ma poi due punti questa formas che indicano su spazio, su libertà, no? Un viaggio su poeta che anda da si finire. In su due mizza e battero, sa facoltà de litteras e filosofia, li daede sa laurea honoris causa, pro ca s'arte sua è distinta, connota e appreziata in tutto su mundu. Moridi in su due mizza e treghi, ma vive de galo grazie a sa stazione dell'arte. Museo dedicato a s'opera sua e inaugurato da isse tutto chi sagata di noi in antis baia da si stazione ferroviaria. Duncasa, commente logo in noi sa gente arribada, moede, si giovia da consarte. Voi si ghies a mantenere viva questa eredità di Maria Lai e sa fondazione. Proite nascia sa fondazione? La fondazione nasce a Morica in su 2004 l'artista rauso i vullompi a un punto che gli ha fatto un montone di opere in bidda, però non si comprendeva come si potevano valorizzare queste opere. Non aveva da un luogo accanto poter allegare, accanto poter pensare e organizzare. E tanto gli ha da pensare questa, poi non fai un luogo accanto si possa da fare questo. E tanto bevuti questa stazione diventa seliata ma non c'è ancora tanti vari. E si ha pensato, poter muovere da noi. Questo luogo è un luogo di viaggio, no? Come tapponavo prima, di giovane, di attoppio, no? A sa gente lompida, a sa gente sinnanda. E tanto potevo fare caici, devo posizionare tutte le opere schidengiu, però avevo una fondazione accanto si possa seguire a fare su che si è fatto in vita. E da questo momento, dando con istituzioni, questa fondazione si sta aperta a un montone di cose che sarti già teniti, come laboratori, convegni, insomma, festival, tutto questo stratagemma, va a toppare questa gente,
in da regole di tutta questa gente, non fatti da Saida, ma di tutto il mondo. Ecco, questo è importante, cioè, questo non è un museo, ma è un luogo vivo, e noi si sigla da far vivere, no? A Maria Lai e l'arte sua, proprio tutte queste attività che si fanno. Quindi hai visitato me da questo luogo, Damiano? Sì, ho visitato Meda, si è aperto da 8 anni, una rata non congiavo manco sull'unisi, poi sull'unisi congiavo, ma si è sempre aperto, ieri, estate, verano e tutto quanto. Anzi, non tenevo aperto vetti sul museo di questa stazione, ne ho aperto un altro pure. Devo aperto in un luogo che tiene questa storia sua, come appunto sa un mescanna che io sto alla mai su campo, come acronimo. E noi non ci davvero a fare tutte le cose che sa Oliada, come il laboratorio, come il convegno, tutte queste cose. Questo invece è un luogo che si presta a fare tutte queste cose. Non si è sempre mancato questo luogo. E noi stiamo lavorando in stazione e viene su campo. Sì. E ti ha rappresentato, e Galoia ti rappresenta per la vita, Maria Lai? Su tempo che da venire, su tempo che da venire, noi pensavo che rappresenta una linea che anda, no? E come questa ferrovia, nos ha portato sul mondo, nos ha fatto conoscere sul mondo e facendoci conoscere sul mondo, Maria Lai. Questo non si rappresenta sul mondo nostro e sul mondo a fuori di noi. E non ti potevo fare in mano.